Riprendiamo un po' il discorso. Pier Antonio Capodaglio, cosa rappresenta secondo il suo punto di vista l'Expo per il settore Ma io agricoltura? spero che effettivamente rappresenti qualcosa anche per l'agricoltura italiana, nel senso che il tema è nutriamo il mondo, effettivamente ci sarà tutto il mondo che presenta anche i vari prodotti delle varie nazioni, però visto che è in Italia cerchiamo di valorizzare la nostra agricoltura che sta partendo in questo momento con un piede messo male, insomma, con il piede sbagliato, nel Perché? senso che i redditi agricoli a livello europeo sono calati dell'11%. Questa è una media che però fa vedere che la Germania e l'Inghilterra sono in forte crescita e invece noi siamo in forte calo insieme al Belgio e la Lituania, per dire come compartecipi. La Francia è abbastanza stabile, insomma. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che da noi non funziona. E io vorrei imputare questa qualcosa che non funziona soprattutto alle nostre amministrazioni pubbliche, alla politica, Infatti volevo fare poi la domanda della ecco, politica, la risponde lei, che dopo la faccio anche al Presidente. ci Cioè il sta. ministro attuale, il ministro Martina, secondo lei come si sta muovendo in Ma guardi, a quest'ambito? livello specifico non è che vediamo dei grossi risultati nei confronti della nostra agricoltura. Noi ci scontriamo ogni giorno con regolamenti nuovi, le nostre amministrazioni pubbliche sono le più solerti e anche quasi più veloci a recepire tutte le regole europee che ci mettono continuamente in difficoltà, anche perché uno parte con un programma e nel corso d'opera si vede sempre dei cambiamenti ulteriori. Ne può essere un esempio la legge del Veneto sull'agriturismo, visto che rappresento gli agriturismi del Padovano, che è fortemente penalizzante. Probabilmente entro settembre, che sarà la data finale entro cui tutti gli agriturismi dovranno rivedere il piano agrituristico aziendale, probabilmente una buona parte di questi agriturismi sarà costretta a chiudere perché, Addirittura? addirittura perché la legge attualmente per quelli che hanno la ristorazione obbliga il 65% del prodotto servito in tavola che sia prodotto dall'azienda stessa. E questo soprattutto nelle aziende piccole, magari quelle di collina, in montagna hanno un'altra percentuale per cui sono meno a rischio, ma il 65% in un'azienda di collina e anche nelle aziende di pianura è praticamente impossibile da rispettare con le normative igienico-sanitarie, con i laboratori di manipolazione dei prodotti che sono imposti, che si riesca a realizzare. Quindi Cioè voi se avete... sì, prego. se non si va incontro a una modifica per correggere il tiro, per dare la possibilità agli agriturismi di lavorare in modo sereno e limpido anche, non vedo un grande risultato, per cui È vero, l'Expo ci sfiora, insomma. certo, però quello che volevo chiedere, magari anche al Presidente, intervenite anche voi, relativamente a questo discorso degli agriturismo, si era arrivati al paradosso in cui gli agriturismi avevano poco di prodotto proprio, una percentuale bassissima e c'era tutto e di più diventavano in concorrenza con i ristoranti con una legislazione diversa, per cui si era creato anche questo problema qui. Uno andava in agriturismo soltanto perché magari forse riusciva a pagare un pelo meno, però non trovava il prodotto del territorio. Sì, ma È queste... vero questo? Vorrei rispondere, posso Sì, sì, certo, intromettermi Prego, prego. perché è un tema che mi sta a cuore, nel senso perché ne che ho parlato con i sì, ristoratori, per cui è devo dire. fondamentale intanto che l'operatore agrituristico abbia a monte un'azienda agricola, per cui già questo deve essere un fattore fondamentale, perché è un'attività complementare all'agricoltura, quindi il tema dovrebbe essere Quindi non faccio un agriturismo dal nulla, ecco, cioè, ma ho invece un'impresa succede che agricola. può succedere anche questo e allora succedono questi incidenti di percorso. Poi il discorso dell'approvvigionamento, bisogna dare anche una possibilità di autodeterminazione di questi operatori, nel senso che sono tutti imprenditori e quindi la finalità è quella di raggiungere il reddito ma anche l'apprezzamento da parte dell'utente e del cliente. Quindi diventa un fattore qualificante prodursi la maggior parte dei prodotti in azienda, però è un fattore limitante avere delle quote da rispettare, perché a monte di queste quote da rispettare c'è tutta una legislazione complicatissima che è difficile anche da
da seguire e da imparare. Quindi dovrebbe esserci sì un piano agrituristico aziendale che dà un minimo, per esempio in montagna hanno il 35%, potrebbe essere anche per tutti il 35%. Si può raggiungere anche l'80%, magari introducendo prodotti di aziende agricole del territorio o del Veneto, quindi restare nella tematica della regione, quindi con prodotti tipici particolari. Invece questo con la nuova legge è proibito e questo è un fattore molto limitante. È limitante anche nella disponibilità degli alloggi, perché ci sono dei massimi che non si possono superare. Noi in conclusione abbiamo la legge dell'agriturismo più restrittiva di tutta Italia. E questa è un'incongruenza, allora dico perché la politica non si guarda un po' intorno e cerca di cogliere gli aspetti positivi dalle varie regioni e dalle varie normative e cerchi di incentivare questi imprenditori che vogliono sopravvivere come imprenditori, perché ormai l'azienda agricola come seminativi è finita in sostanza, perché abbiamo la concorrenza internazionale che non è sostenibile. Assolutamente. Presidente, lei cosa ne dice? Per quanto riguarda gli agriturismi o la politica? È l'insieme delle cose. L'agriturismo effettivamente è un'attività complementare, una multifunzionalità aziendale che cerca di integrare quel reddito, però non è il settore primario. Il riferimento lo fai sempre nell'azienda agricola. Credo che comunque questo problema che accennava lei prima sia stato negli ultimi anni risolto in gran parte, non vorrei dare una percentuale, però credo che ormai ci stiamo avvicinando, che gli agriturismi che sono rimasti sono veramente quelle attività agricole che mettono in gioco e danno l'opportunità di chi fa ristorazione di mettere nel tavolo i prodotti che producono in azienda. Però appunto, come diceva il Presidente di Turismo Verde, l'ultima legge che è stata asseverata dalla nostra Regione credo che sia molto limitativa per una crescita, per dare una possibilità magari e soprattutto anche ai giovani di mettersi in gioco con il progetto agrituristico. E la politica in questo caso dovrebbe mettere una zampata, dovrebbe mettere del suo per trovare un equilibrio sia cioè gratificare sia le attività di Confesercenti di ristorazione vera e propria e quelle che possono essere le esigenze degli agriturismi. In Italia credo abbiamo 20 leggi, cioè ogni regione ha la sua, e metterle tutte nel tavolo e fare una sintesi probabilmente potrebbe essere l'opportunità e la scelta più equa per tutti. Come tutti i settori. Sì. Avete tutti un agriturismo, se non sbaglio, vero? Sì, anche io ho fattoria didattica che rientra. Vabbè, comunque nell'ambito rientra più o meno. Sì, sì. No, io mi permetto di fare un ragionamento un po' più generale, perché credo che rispetto alla questione dell'agriturismo in particolare sia stato approfondito, insomma. Negli ultimi anni si è messo mano a quella che è la figura dell'agricoltore, proponendo una figura dell'agricoltore che invece ha la diversificazione della propria offerta come caposaldo per riuscire ad avere un reddito sufficiente per portare avanti l'impresa. Quindi si parla di attività connesse, di multifunzionalità dell'azienda agricola. Allora, se da un lato si apre ad altre possibilità, come per esempio l'agriturismo, che per l'agricoltore è la valorizzazione del proprio prodotto, certo, o del prodotto territoriale, comunque attraverso la manipolazione e la trasformazione, deve essere data la reale possibilità di farlo. Cosa voglio dire? Se è un'attività complementare non ci possono essere delle norme che te la fanno diventare come attività principale, perché per seguirle sei obbligato a tutta una serie di investimenti che esulano dal campo agricolo ma che entrano nell'ambito della ristorazione, e dall'altro lato ti impegnano per la burocrazia e per questioni fiscali a doverti impegnare quasi di più sulla parte agrituristica che sono sulla parte dell'attività produttiva vera e propria della materia prima. Io credo che andare ad affrontare le tematiche in maniera da essere, come dire, parlo dell'elemento, diciamo, della visione politica, cioè cercare di dare una mano a chi vuole essere corretto e a riuscire a gestire l'azienda in maniera che sia economicamente sostenibile attraverso la multifunzionalità, per esempio, non debba prendere come esempio
quei soggetti che invece si sono approfittati dell'agriturismo, come è successo, come tutti lo riconoscono, insomma c'è stato per un periodo sì, ma è verissimo, per aziende che si sono approfittate a danno di chi invece si comporta correttamente, sì. però formare le leggi per diciamo evitare che i furbi continuino a fare i furbi partendo da quelli che sono diciamo gli elementi che hanno utilizzato furbescamente queste cose, in realtà impedisce a chi vuole fare correttamente, perché impone delle regole che diventano difficili da seguire, cioè implicano una difficoltà da un lato di investimenti, quindi tutto il problema del credito e via discorrendo, dall'altro lato di strutturare l'azienda quasi esclusivamente al fine agrituristico, mentre noi siamo agricoltori, facciamo agricoltura, e l'agriturismo è una maniera per valorizzare la propria materia prima, ma non è la principale attività. Il core business non deve essere. Il core business non deve essere quello, insomma, deve essere data l'opportunità e non invece imporre un sistema che non ti costringe a eliminare tempo alla tua attività principale, quindi non è più un'attività connessa, insomma. Ecco. Infatti, assolutamente. Lei invece come ne pensa? Io sono assolutamente d'accordo con... non ha un agriturismo, però comunque una fattoria didattica, sì, vabbè. Esatto, diciamo... io ho una fattoria didattica, quindi è sempre un'attività connessa, però non faccio da mangiare, non offro cibo ai miei ospiti. Ma queste leggi così strette per quanto riguarda la nostra regione sono proprio a discapito non solo delle aziende agricole, ma del territorio e del turismo stesso. Cioè un cliente che decide di andare in agriturismo lo sceglie proprio come filosofia che ha l'agriturismo, cioè del mangiare sano, del mangiare prodotti tipici del luogo, di stagione. Ci sono tutte della carta dei valori dell'agriturismo, c'è scritto quali sono gli standard che deve rispettare. Ovviamente la mela marcia, come diceva Luca, c'è dappertutto, c'è anche chi si comporta scorrettamente, ma certo che l'agriturismo è proprio un qualcosa di ben diverso da un ristorante, non solo perché costa meno, ma per quello che si trova all'interno dell'agriturismo. Quindi non riesco proprio a capire cosa spinga la nostra regione a dover adottare delle leggi così strette quando l'agriturismo è proprio un valore aggiunto del nostro territorio. Assolutamente. Ecco, parlando di agriturismo e di turismo a questo punto, perché poi c'è l'apertura turistica che potrebbe essere riallacciata al discorso dell'Expo senza dubbio, eccetera. Cosa bisogna fare a questo punto sulla legge regionale? La nuova legge regionale. Con la legge regionale che è diventata operativa. Dove riuscite a intervenire voi? Sì, bisognerebbe veramente modificare queste percentuali in sostanza, però è appena stata promulgata, penso che sia difficile che la prendano in mano. Non siete stati interpellati? Sì, siamo andati, abbiamo espresso le nostre richieste, ma non sono state né capite né recepite, proprio per le motivazioni che aveva presentato Luca. Io concordo in pieno con quello che ha detto, infatti questa legge proprio dimostra che si vuole reprimere un qualcosa che non fa parte del nostro mondo e del nostro modo di comportarci in sostanza, perché è risaputo che ci sono anche le agromafie che si mettono nell'agroindustria, nelle produzioni alimentari eccetera, e quindi per andare a coprire o a bloccare determinati diciamo imbrogli veniamo penalizzati noi che siamo imprenditori piccoli in sostanza e non abbiamo neanche l'interesse a andare avanti in questo modo. E allora il problema è che magari anche la concorrenza del Confcommercio o degli operatori turistici vedono in noi dei concorrenti e non delle proposte alternative. La gestione della legge agrituristica dovrebbe essere fatta dall'assessorato all'agricoltura, non dal turismo, che implica questo conflitto, perché noi siamo agricoltori, l'agriturismo è agricoltura, quindi ecco, bene che l'Expo ritorni sul fatto che quello che si mangia arrivi dall'agricoltura, perché alla fine è questo, insomma, l'agricoltura produce, siccome i nostri prodotti di base costano poco, l'ha detto anche il Presidente prima, che siamo in concorrenza con chi produce le commodities, i cereali a prezzi più vantaggiosi, con condizioni più facili e da noi sono penalizzate le nostre con dei vincoli molto
molto forti in sostanza, e non abbiamo nessuna rispondenza dopo a livello di mercato. Assolutamente. Presidente, a questo proposito, fin dove si potrà arrivare per agevolare il settore agricolo, dargli quindi un rilancio che è fondamentale, in un contesto europeo che abbiamo visto ben chiaro, ma in un momento fondamentale per l'agricoltura, perché si rischia che i piccoli, appunto, come diceva, non sopravvivano più, vadano a chiudere, voi dall'agriturismo e voi piccoli proprietari agricoli, e si conglobi tutti in grandi proprietari, e quindi con un modo di fare agricoltura diverso che snatura le nostre tipicità. Penso che bisogna partire dal fatto di dare il valore giusto al prodotto giusto, nel senso che io penso oggi un prodotto che qualsiasi consumatore va alla grande distribuzione, se lo paga €1, all'agricoltore in realtà gli arriveranno dai 0,10 ai 0,15 centesimi. Quindi rivalorizzare il prodotto all'origine e quindi farlo crescere quel tantino che serve per la sostenibilità aziendale, questo penso che sia una cosa indispensabile che oggi serva al mondo agricolo, perché probabilmente alle spalle di chi veramente fa la vera fatica della produzione venga poco riconosciuto il lavoro che metti in campo. Ma lì è una questione vostra interna, perché ho un problema di filiera, perché il consumatore ha calato il consumo di fatto di prodotti agricoli, sono calati paurosamente, anche quelli di consumo, cioè consumo alimentare, per cui riduciamo. Ma è dovuto a una questione economica? Cioè, esatto, perché i prezzi sono troppo alti, frutta e verdura sono stati scartati, a favore del junk food, tutto quello che vuoi, però sono stati scartati. Addirittura convengono i prodotti che vengono dall'estero di frutta e verdura, per cui si consuma di più prodotto estero, perché vabbè, sì, prodotto estero ho capito, però magari trattato con fitosanitari, antiparassitari, so, che abbiamo eliminato dal mercato nazionale italiano a distanza di 10 anni. Ma le famiglie non hanno disponibilità economica, quello è il problema. Allora, per avere margini maggiori, voi agricoltori, giustamente per poter investire di più, ma perché questo non ricada nella filiera e arrivi poi al consumatore che non lo consuma, perché poi se il prodotto resta inconsumato diventa paradossale. Dove dovreste agire? Dobbiamo agire su quel discorso dell'importazione, che magari venga lavorato il prodotto estero e etichettato come prodotto italiano. Secondo me, per valorizzare veramente il nostro prodotto ci serve una necessaria riorganizzazione anche della filiera agroalimentare. Perché è inutile che se tu produci i funghi vicino a un'azienda, un'impresa agroalimentare che lo mette nei barattoli o che lo commercializza, il prezzo venga fatto magari da un fungo prodotto e arrivato in Italia dalla Polonia. Però quell'agricoltore che lo produce a fianco a quell'industria agroalimentare, il prezzo del suo fungo viene fatto dal prodotto polacco importato. Quindi oggi siamo comunità europea e credo che i dazi doganali non è che si possano mettere, però trovare una equa sostenibilità per la nostra agricoltura sia indispensabile per rivivacizzare quello che noi richiediamo per andare avanti, perché altrimenti a questo punto saremmo costretti drasticamente a chiudere le nostre imprese, e credo che in un momento economico come questo, quando un'impresa agricola va a chiudere, prima di riaprire i battenti ci penserà probabilmente una decina di volte, e quindi credo che in Italia non ci possa essere ripresa senza l'impresa, quindi sembra quasi un business di parole, però concretamente è la verità con cui noi ci battiamo. Perfetto, andiamo in pubblicità. Quando ritorniamo vi raccontiamo le 3 storie dei nostri imprenditori presenti. Beh, il Presidente lo conosciamo, ma perché sono storie un po' particolari, riguardano certi settori, molto rapidamente, quindi tra poco siamo con voi.